Un nuovo sopralluogo oggi della quinta commissione consiliare, siamo nel presidente Pasquale Spataro. Allora, qual è lo stato di avanzamento delle opere, a che punto siamo? Veda, noi con questo ulteriore sopralluogo stiamo procedendo ad un monitoraggio continuo dei lavori. Da quando apprendiamo attraverso il direttore dei lavori, il geometra Galletto e attraverso le attività svolte dalla ditta appaltatrice per la parte a lei competente, ci rassicurano che entro la giornata di domani o al massimo nella giornata di venerdì mattina i lavori dovranno ritenersi conclusi, per cui manca sostanzialmente la definizione della parte della tribuna stampa e poi a ciò vanno aggiunti la collocazione dei pannelli nella curva sud per la divisione per la curva destinata ai tifosi ospiti e poi dovranno essere fatte altre attività di minuzia che dovranno rendersi disponibili a quanto pare entro la giornata di domani o al massimo nella giornata di venerdì mattina. Secondo lei ci sono a questo punto i margini per poter fare l'esordio casalingo in casa per l'Acres domenica contro il Catanzaro? Guardi, io credo che arrivati a questo punto bisogna cercare di stringere le fila e bisogna cercare di raggiungere l'obiettivo e l'obiettivo è quello di giocare venerdì, la domenica prossima contro il Catanzaro. Ovviamente questo sarà un lavoro anche di tipo burocratico da parte della società che dovrà fare la richiesta entro domani alla Lega Pro per lo svolgimento dell'attività all'interno dello stadio Esteneto. Ovviamente a ciò vanno aggiunti poi delle problematiche di ordine pubblico che non competono a questa commissione e che dovranno essere risolte dal sindaco, dall'amministrazione, dal prefetto e dal Lei questore. si riferisce alle baracche che insistono intorno allo stadio, ecco, lì bisogna intervenire ovviamente per motivi di sicurezza. Quelli sono problemi di ordine pubblico, ripeto, che non competono a questa commissione. Ovviamente il sindaco, e il prefetto e il questore, organi competenti per tale questione, hanno le idee chiare e stanno cercando di lavorare in sinergia per cercare di garantire quelli che sono i crismi previsti dalla legge per l'apertura dello stadio.